Buongiorno a tutti amici della pesca e non solo. Quest'oggi voglio iniziare un nuovo format dove scopriremo le aree marine della Liguria e le disposizioni di pesca. Sono 6 le aree marine della Liguria: Portofino, Cinque Terre, Isola della Gallinara, Bergeggi, Capo Mortola e Porto Venere. Ma iniziamo immediatamente con la meravigliosa area marina dell'isola di Bergeggi. L'area marina protetta dell'isola di Bergeggi comprende i fondali attorno all'isolotto, a circa 250 metri dalla riva, e si estende fino alla fascia costiera continentale, ricoprendo 215 ettari. La parte emersa è tutelata dalla riserva naturale regionale di Bergeggi. La via Aurelia, alta sul mare, offre suggestivi affacci sulla scogliera sottostante, ricca di grotte, fra cui la grotta marina di Bergeggi e piccole insegnature calette sabbiose, tutte da scoprire. Si tratta di un vero e proprio ecosistema unico nel suo genere, soprattutto per la biodiversità che ospita e le importantissime testimonianze storiche. Sedi di comunità monastiche, vi si trovano rovine di edifici militari e religiosi, oltre ai resti di un edificio, probabilmente un faro, di età romana. La Falesia ospita una notevole ricchezza di fenomeni carsici sopra e sotto il livello del mare, mentre i fondali ospitano il coralligeno e le praterie di Posidonia oceanica, fra le meglio conservate della Liguria. Il rigoroso regime di protezione ha fatto aumentare in pochi anni la fauna ittica, che regala dei momenti indimenticabili a nuotatori in acque liberi, agli snorkeler e ai subacquei. L'incredibile trasparenza delle acque attrae visitatori in kayak e SUP da tutta Europa. E ora parliamo delle disposizioni generali per la pesca sportiva nell'area marina di Bergeggi. In tutta l'area marina non sono consentite la pesca subacquea, le gare di pesca sportiva, la pesca dilettantistica e notturna, dalle ore 20 alle ore 6, la pesca dilettantistica con le nasse, il vertical jigging. In area A non è consentita alcuna attività di pesca dilettantistica. In zona B, nello specchio acqueo antistante la grotta marina di Bergeggi, per un raggio di 20 metri dal centro di imboccatura della grotta, non è consentita la pesca dilettantistica. La pesca dilettantistica è consentita ai soli residenti del comune di Bergeggi, previa autorizzazione da parte dell'ente gestore, con le seguenti modalità. A. Da riva, con un numero massimo di 2 canne, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm. B. Da natante, con non più di 3 lenze fisse per natante, quali canne, bolentine, correntine e non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm. C. Con non più di 3 palangare, avente un numero massimo di 20 ami, di lunghezza non inferiore ai 22 mm. Da natante a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, 9,26 km/h circa, con non più di 2 lenze a traino che non abbiano ami di lunghezza non inferiore ai 18 mm. Parliamo invece della zona C. L'attività di pesca sportiva ricreativa è consentita liberamente ai residenti del comune di Bergeggi, fa fede la carta d'identità e previa autorizzazione da parte dell'ente gestore, anche ai non residenti del suddetto comune, con le seguenti modalità. A. Da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 a persona, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm. B. Da natante, con bolentino e canna in numero massimo di 3 per natante, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm. Parliamo invece della zona C. L'attività di pesca sportiva ricreativa è consentita liberamente ai residenti del comune di Bergeggi, fa fede la carta d'identità e previa autorizzazione da parte dell'ente gestore, anche ai non residenti del suddetto comune, con le seguenti modalità. A. Da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 a persona, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm. B. Da natante, con bolentino e canna in numero massimo di 3 per natante, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm. C. Da natante, con non più di 3 correntine e non con più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm. D. Con non più di 3 palangari avente un numero massimo di 50 ami di lunghezza non inferiore ai 22 mm ad una distanza minima di 50 metri dalla costa. E. Da natante a velocità non superiore a 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm. La quantità del prodotto pescato non può superare i 3 kg al giorno per persona,
a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare. È fatto obbligo di essere muniti di idoneo contenitore per il pescato ed è fatto divieto di rilasciare nell'ambiente residui del pescato o altre sostanze. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione della pesca sportiva con lenza e canna nella zona B e C, l'ente gestore rilascia un massimo di 200 autorizzazioni, contestualmente operative, di cui 120 nominali e 80 alle associazioni di pesca sportiva. Le autorizzazioni rilasciate alle associazioni di pesca sportiva consentono un massimo di 20 associati di usufruire di tale autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva comporta l'obbligo di a. Esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore da esibire durante l'esercizio delle attività di pesca sportiva e da esporre sull'unità navale. B. Riportare su un apposito libretto vidimato dall'ente gestore la data, le ore, le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato a fine pesca, esibito a richiesta dell'ente gestore e consegnato al medesimo ente gestore alla scadenza dell'autorizzazione, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta. Gli avvisi comunali e gli atti amministrativi inerenti all'attività di pesca ricreativi sono consultabili presso la sede e il sito ufficiale dell'area marina protetta, nella sezione Aspetti normativi e regolamenti. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore, con successivo provvedimento, può disciplinare ulteriormente la pesca sportiva, relativamente alle modalità e al periodo per garantire la salvaguardia delle risorse ittiche e la conservazione dei fondali. Quindi, amici della pesca e del mare, oggi abbiamo scoperto la prima area marina, la bellissima area marina di Bergeggi. Ne mancano ancora 5 da scoprire, quindi continuate a iscrivervi al canale, continuate a seguire il canale Ligurian Fishing Adventure perché le avventure non finiscono mai.